Amici di Radio Anghesta, ben ritrovati. Una nuova settimana nel cuore dell'estate, parleremo di sport con Giancarlo Stocco, che saluto. Ben ritrovato Giancarlo. Ben ritrovati a tutti e grazie dell'invito. Giancarlo nel mondo sportivo e nel mondo rugby non ha bisogno di tante presentazioni perché ormai è un punto di riferimento, è il volto del rugby in Friuli Venezia Giulia. Allora, beach rugby, visto che siamo in estate, eri già stato ospite anche l'anno scorso qui in Radio Anghest e quindi grazie ancora anche per quest'anno. Però ancora per quest'anno il beach rugby a Lignano non si svolgerà, giusto? Ahimè sì, Covid-2, Lignano 0, è il secondo anno che dobbiamo annullare la manifestazione di Lignano, che è sede della finale della Coppa Europa di beach rugby per squadre, per club, e per il secondo anno consecutivo anche tutto il beach rugby europeo si ferma nel rispetto dei pericoli dei contagi. Noi dobbiamo tutelare giocatori, organizzatori e anche il pubblico, quindi secondo anno, seconda estate a fare il bagno in spiaggia e non a giocare a beach rugby. Permettimi una vena però riflessiva, il mondo del calcio però non vi ha seguito perché gli stadi sono pieni o semipieni e le piazze altrettanto per seguire la nazionale. Vinca, assolutamente sì, però sicuramente il rugby in regione è stato molto più responsabile. Questo mi assumo io la responsabilità di quello che dico, non so se tu la condividi, ma è un dato di fatto. La condivido al 50%, nel senso che teniamo conto che il mondo del calcio ha altri tipi di budget e quindi i giocatori, gli organizzatori sono tutelati in campane vere e proprie di difesa. Per quanto riguarda il pubblico, diciamo pure no, abbiamo visto anche i nostri tifosi e non solo i nostri vicini uno all'altro senza le mascherine a tifare le vittorie delle nostre nazionali, però bisogna dirlo, loro sono anche sotto una pressione politica, economica e quant'altro. Se il calcio si ferma è quasi peggio dell'economia, è una valvola di sfogo, gioco forza, gli europei dovevano essere giocati a queste condizioni, era il massimo che la macchina organizzativa ha potuto fare. Potevano fare di meno? Possiamo dir di no, vedremo poi le impennate del Covid come saranno, ma non potevi fermare una cosa del genere. No, assolutamente, una valvola di sfogo, uno sport che fa bene, andava fatto come faceva bene anche il rugby, per cui complimenti per la responsabilità. Ora però ci saranno anche delle ripercussioni, 2 anni fermi, succede qualcosa, riparte in una formula diversa, oppure il prossimo anno, cosa che già spieghiamo, sarà sempre tutto preciso e perfetto con tutte le squadre che arrivano da tutta Europa a Lignano? La domanda è stupenda perché pochi guardano a questo lato oscuro delle conseguenze del Covid. 2 anni fermi vuol dire che qualsiasi macchina organizzativa come quella di Lignano, ma non solo, Lignano sono 29 anni che organizza il beach rugby, quindi di anno in anno si migliora sempre di più, un gruppo di lavoro, di staff, quant'altro oliati. 2 anni fermi può incepparsi, può creare delle problematiche, il cambio anche di zona dove c'è la beach arena. Lignano è stata spostata dall'ufficio settimo alla Bella Italia, e questo quindi un'organizzazione che deve ripartire, ritrovare se stessa e i ritmi. Le squadre ci sono quelle che vincevano sempre, devono ritrovarsi anche loro, devono ritrovare anche giocatori che dopo 2 anni, quando già da 5 ne giocavano, passano la mano, quindi gruppi nuovi, potrebbero essere cambiati gli equilibri. Quindi sì, è vero, anche un campionato europeo che ritorna in campo nel 2022 potrebbe essere un po' diverso, magari meglio, speriamocelo, ma con qualche problematica senz'altro. Beh, qualche cambiamento sicuramente costruttivo, perché magari potrebbe essere anche di input o suggestivo per chi segue il rugby, ma anche di motivazionale per chi invece lo gioca. La squadra che stava sempre vincendo, quella favorita, si trova invece a rincorrere, ci sarà un po' di pepe in più, probabilmente, cosa ovviamente che ci auguriamo. Diciamo anche che in 2 anni tutti, dagli organizzatori ai giocatori, hanno avuto modo di organizzarsi per arrivare pronti al 2022. Parliamo sempre di rugby, ma a livello non regionale, non nazionale, ma a livello internazionale.
La nazionale di rugby giocherà? Che cosa succede nei prossimi mesi e nei prossimi anni? Perché c'è un campionato europeo in corso, giusto? Esatto, c'è a settembre l'unica manifestazione che riesce a tenere in piedi il movimento per nazioni, è la Coppa Europa per Nazioni a Mosca a settembre. La nazionale italiana dovrà vedere se riuscirà a parteciparvi per due motivi. Il primo, il campionato italiano è fermo anche lui, quindi difficoltà ad organizzare gli eventi per allenare i giocatori che poi convogliono alla nazionale italiana di beach rugby. Secondo, il Covid ha fermato tutte le attività e Mosca è sotto il mirino, quindi la Federazione Italiana Rugby dovrà attendere fino all'ultimo momento disponibile, parliamo di agosto, per dire in massima sicurezza ok, possiamo mandare gli azzurri a Mosca alla Coppa Europa oppure no. Quindi anche questo è l'effetto negativo di questo Covid. Anche la nazionale avrà la sua difficoltà a potersi muovere e partecipare alla Coppa Europa per Nazioni. Da questo si può capire, siamo in ambito sportivo, però vale per le aziende, vale per altri tipi di manifestazioni, che quando si ferma una macchina non è facile farla ripartire. C'è una doppia fatica sotto dal punto di vista non soltanto fisico per chi opera, ma anche dal punto di vista economico e chiaramente anche dal punto di vista morale. Quindi non è una cosa semplice. Il post-Covid non bisogna, prenderlo sotto gamba, perché molti dicono vabbè, ormai ci stiamo vaccinando, si riparte, luce in fondo al tunnel. Non è proprio così, perché anche la parte finale, dove speriamo di essere veramente, è difficile da gestire. Sei concorda anche su questo, immagino, visto che tu sei un organizzatore in prima linea. Verissimo, Igor, il problema è proprio della parte economica. I costi non cambiano, anzi proporzionalmente anche aumentano. 2 anni di inattività, non solo per il beach rugby, per tutte le manifestazioni, vuol dire che gli sponsor hanno avuto le crisi, anche loro, di budget e non sanno se torneranno già dal prossimo anno a condizioni normali per poter sponsorizzare. Quindi c'è una fidelizzazione che viene messa in crisi, ma per il sistema economico. Noi ringraziamo i nostri sponsor che ci sono ancora vicini, ma hanno già messo le mani avanti per il 2022. Ci saremo, vedremo come ci hanno detto. Idem la regione del Friuli Venezia Giulia e il comune di Milano Sabbia d'Oro. Sì, ci sono tutti, ma vedremo il prossimo anno con quali percentuali. Beh, io racconto sempre questo aneddoto che, se vuoi, è di basso livello, però fa capire. Quando lavoravo in discoteca, i baristi mi dicevano non devo far cambiare idea al cliente quando mi ordina da bere. Quando mi ordina non posso fargli cambiare idea perché non incasso. È brutto da dire, però rende l'idea. Questo momento può dare la possibilità di cambiare idea a tanti partner, e manifestazioni come la Beach Rugby e tante altre, è vero, vivono con sponsor, con partner, dalla regione allo sponsor più commerciale. Li hai già citati, ma se vuoi ringraziarli puoi farlo, così poi ci salutiamo. Non li nomino perché sono vari e magari me ne dimentico uno a riscapito ordinato, quindi i nostri sponsor sanno che nel beach rugby li vedi anche a bordo campo, nelle immagini, e sono anche istituzionali perché sono da molti anni. Certo. Speriamo per loro, per la loro economia, che rimangano belli solidi per ritornare in campo, o meglio in spiaggia, la prossima estate. Molto bene Giancarlo, io ti ringrazio per il tuo tempo, interessante come sempre anche conoscere il retroscena del rugby e ovviamente buon lavoro e buona estate. Grazie, altrettanto anche a voi.